pomeriggio e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Lo abbiamo annunciato attraverso i nostri notiziari, il nostro telegiornale. Oggi parleremo del trimestre anti-inflazione, la misura, l'iniziativa che il governo sta portando avanti in questi ultimi 3 mesi dell'anno per calmierare i prezzi di beni di prima necessità. Come funziona? Funziona che in realtà le sigle, soprattutto discount, supermercati, grosse catene di supermercati adottano qualche prodotto, una serie di prodotti che metteranno in sconto del 10% per favorire l'acquisto, insomma, e venire incontro alle esigenze dei consumatori. Come sta andando lo vedremo anche con i nostri ospiti entrambi in collegamento. Oggi c'è l'avvocato del Codacons, l'associazione dei consumatori, che in qualche modo sta monitorando anche questa iniziativa, e saluto con grande piacere l'avvocato Ascenzio, eccolo qua, l'avvocato Gianluca Di Ascenzio, scusi, avvocato. Grazie per l'invito. Sono confuso tra nome e cognome, insomma, può succedere. E saluto anche la parlamentare di Fratelli d'Italia, parlamentare della Camera, Eliana Longi, parlamentare siciliana, appunto, che rappresenta i siciliani in Parlamento per Fratelli d'Italia, che è il partito del ministro che ha lanciato questa iniziativa. Il ministro, anch'esso siciliano, si tratta del ministro per il Made in Italy e per le imprese, Adolfo Urso. Saluto anche l'onorevole Longi, buon pomeriggio anche a lei, onorevole. Ciao Luca, buonasera agli ascoltatori. Allora, Grazie oggi parliamo, insomma, di questa iniziativa. Come sempre, insomma, quando nasce qualcosa di nuovo, insomma, c'è un po' di scetticismo attorno, c'è anche qualche polemica su questa iniziativa. Se volete potete scriverci e partecipare a questa trasmissione con un messaggio WhatsApp 342, questo è il numero che compare in sovraimpressione, 342 745 5005. Allora, prima di parlare con i miei ospiti, vi faccio vedere come il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato questa iniziativa qualche giorno fa, appunto, insieme ai ministri che insomma lo hanno ideata questa iniziativa. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questo video. Questo patto anti-inflazione, uno strumento attraverso il quale noi lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo, e io vi ringrazio perché credo sinceramente che questa iniziativa vada al di là del valore economico che ha. Credo che sia anche un bel messaggio, un messaggio che noi diamo alla nazione, che diamo ai cittadini italiani, sulla capacità che l'Italia ha ancora, nei momenti di difficoltà, di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi. Questo è, secondo me, quello che accade oggi, ed è un messaggio estremamente prezioso. Io penso che sia la prima volta che tutto il sistema Italia, gli attori delle filiere dell'agroalimentare, dei beni di largo consumo, firmano un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare le famiglie italiane, particolarmente quelle che sono maggiormente in difficoltà. È ovviamente un'iniziativa che è frutto di un lungo lavoro, di un confronto che è durato diverse settimane, ma che secondo me ha portato a un risultato concreto e che dimostra al governo che noi non siamo soli quando ci sono da affrontare problemi che coinvolgono questa nazione. E questo era il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come funziona questa iniziativa? Cioè i supermercati, insomma tutte le catene di grande distribuzione che aderiscono a questa iniziativa, nei vari reparti di beni di prima necessità mettono dei bollini che evidenziano che quel prodotto in questo trimestre ha un prezzo scontato. Sta funzionando? Lo chiediamo subito al rappresentante dei consumatori del Codacons, l'avvocato Di Ascenzio. Prego, avvocato, sta funzionando? Che vi dicono i nostri consumatori? Grazie. Alcuni consumatori non sono al corrente di questa iniziativa, anche perché se da una parte sicuramente il governo ha fatto un grandissimo sforzo, sappiamo che dal mese di agosto che si sta lavorando per questa iniziativa, c'è anche un po' di confusione, perché sappiamo che se da un lato sono oltre 23.000 gli esercizi commerciali che hanno aderito e che stanno ancora aderendo, ricordiamo che aderiscono anche le farmacie
e c'è tempo fino a domani per comunicare le ulteriori farmacie che stanno aderendo all'iniziativa. Sono oltre 32, mi sembra, le sigle, le associazioni che vogliono collaborare con il governo a favore dei consumatori. Il tema è che l'informazione, il tutto è partito il 1° ottobre, molti consumatori ancora non lo sanno, per cui grazie anche alla vostra trasmissione che ci aiuta a parlare di questi temi e far sapere, andare a cercare questo bollino, perché quello che stiamo verificando è anche alcune catene che hanno aderito, purtroppo sul territorio non tutti quanti al tempo stesso hanno manifestato questa partecipazione. C'è un elenco sul sito del Ministero che può essere consultato, quindi noi vogliamo fare una critica costruttiva, insomma, nel senso cerchiamo e cercheremo di dare il nostro contributo, anche perché ieri il Ministro ha incontrato le associazioni dei consumatori che fanno parte del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, tra cui anche Codacons, e quindi ci siamo impegnati tutti quanti a verificare sul campo, sul territorio. Approfittiamo anche dei vostri microfoni per dire: segnalateci se ci sono degli esercizi commerciali che non aderiscono, che non aderiscono bene, che non mettono in evidenza questi bollini, perché la volontà di tutti quanti noi è quella di cercare, abbiamo letto ieri, insomma, si sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, cercare comunque di aiutare chi è in grossa difficoltà. E allora cominciano ad arrivare ovviamente un sacco di messaggi, c'è una presa in giro, alzi la bandierina, che basta alzare la bandierina, dice, del prezzo, alcuni ci dicono, alcuni consumatori, per vedere che il prezzo poi del quel prodotto è praticamente lo stesso. L'avvocato di Ascenso ci ha detto anche che ovviamente in questo momento è iniziata da pochi giorni, lo ricordiamo, dal 1° ottobre, questa iniziativa, qualcuno si sta adeguando, altri stanno adeguando i prezzi. Onorevole Longi. Grazie Luca, grazie soprattutto per aver dato oggi questa possibilità, diciamo, a tutti i consumatori e a tutti i nostri ascoltatori di poter provare a fare da un lato più chiarezza su questa che è quest'ultima iniziativa del nostro governo contro l'inflazione, ma soprattutto anche per raccogliere gli spunti che sono sempre importanti, così come soprattutto le critiche da parte dei consumatori e degli ascoltatori, per riuscire a migliorare questa misura, che è sicuramente una misura ancora in via sperimentale. Questa è anche un'occasione per poter provare a spiegare tutto quello che è il meccanismo difficile che ci sta dietro, diciamo, la fissazione, il congelamento dei prezzi di alcuni prodotti per 3 mesi. È fuori da ogni dubbio che oggi, entrando all'interno di un supermercato, il consumatore spesso si trova confuso e bersagliato dalle tantissime comunicazioni che ci sono sullo scaffale, perché insomma io stessa per 20 anni ho lavorato in questo settore dentro i supermercati, quindi mi rendo conto di quelle che possono essere le difficoltà che anche l'avvocato sta evidenziando. A proposito appunto di informazione, sono stati previsti degli spazi istituzionali sulle reti RAI, soprattutto nella prima fase e per i primi 15 giorni diciamo, di attuazione di questa misura, proprio per cercare di aiutare il consumatore nell'individuazione dei prodotti e nella scelta. Mi spieghi, onorevole, come si fa? Cioè, come si fa? Perché molti non li hanno trovati, guardi, arrivano un sacco di messaggi, poi tra l'altro ci dicono i prezzi delle cose, diciamo, di largo consumo, pane, pasta, insomma verdura, già sono raddoppiati in quest'ultimo periodo, quindi pensate un po' quanto può servire questo piccolo sconticino. Allora, intanto dobbiamo tenere in considerazione che questa è una misura volontaria, che grazie alle 32 associazioni aderenti e anche i 23.000 punti vendita non solo di proprietà delle grandi catene, ma anche gli affiliati si sono resi disponibili a porre in essere. Quindi potrebbero, non essendo una misura obbligatoria ma del tutto discrezionale, potrebbero comunque esserci dei punti vendita di proprietà di piccoli imprenditori o comunque affiliati, che potrebbero anche decidere di non aderire a questa misura. Quindi qualora qualche consumatore si fosse recato in un punto vendita senza trovare nessun prodotto con il simbolo del carrellino, ciò significa che quel punto vendita non ha aderito. Ma scelgono volontariamente cosa mettere in sconto, no? Cioè non c'è, come dire, un limite o un range del quale muoversi.
Allora, chiaramente alcuni prodotti come gli alcolici sono appunto esclusi da questo paniere, che raccoglie quelli che sono i beni di prima necessità, i beni dell'infanzia, tra l'altro sui quali erano state già applicate delle misure sulla riduzione dell'IVA, e anche diciamo quelli che sono i prodotti farmaceutici. È stato scelto un paniere di prodotti che sono quelli poi definiti indispensabili. Nulla toglie che se io sono il proprietario di un punto vendita posso anche decidere di applicare questo sconto, questo blocco del prezzo all'intera mia range di referenze trattate sul punto vendita. La misura, ecco, per me stupefacente, per il quale ringrazio sia l'industria che le associazioni, è quella di avere collaborato con il governo e quindi avere dimostrato grandissima fiducia nel governo Meloni, ma è sicuramente un provvedimento, un'iniziativa che va affinata, migliorata, e proprio per questo si è istituito un tavolo interministeriale proprio per sedersi tutti attorno ad un tavolo sotto un'unica regia e riuscire a capire quelle che sono le migliori misure per riuscire a prorogare e a rendere strutturale questo tipo di misura. Allora, in tanti ci dicono, ovviamente, molti ci dicono sono pochi, come avete sentito dalle parole dell'onorevole Longi, diciamo, l'adesione a questa iniziativa è volontaria e ogni punto vendita sceglie, o meglio ogni catena, perché parliamo di grandi catene di supermercato, sceglie cosa mettere. Evidentemente è anche una questione di marketing, chi mette più cose diciamo, in sconto, evidentemente si fa più pubblicità perché poi c'è il passaparola. Su questo però credo che abbia tanto da dire anche il Codacons, perché da questo paniere mancano poi alcuni beni che vengono appunto prodotti dai produttori. Ne parliamo dopo la pubblicità. Entriamo in questa puntata di oggi di Sicilia 24 Focus, stiamo parlando del trimestre anti-inflazione, lo stiamo facendo con la parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera Eliana Longi, siciliana, così come il ministro Urso che ha voluto questa iniziativa, e con l'avvocato del Codacons Gianluca Di Ascenzo. Allora, avvocato, prima di andare in pubblicità, avevo detto ci sono un po' di polemiche su questo paniere di prodotti messi in vendita, anche voi stessi avete detto manca qualcosa, come la frutta, la verdura ad esempio, queste che sono beni di largo consumo dovrebbero essere in qualche modo contenuti in questa iniziativa. Sì, perché poi chiaramente, come diceva giustamente l'onorevole, è una misura sperimentale e tutti quanti noi verificheremo poi dopo sul campo che cosa accadrà. Il tema è che secondo i nostri calcoli per ora solamente circa il 20% dei prodotti contenuti negli scaffali di un supermercato a grande distribuzione sono quelli che potrebbero essere agevolati da questi sconti, e al tempo stesso purtroppo l'inflazione in questi mesi è a doppia cifra per molti prodotti. Insomma, poi sappiamo che l'agricoltura ha risentito tantissimo non solo del caro energia, della siccità, della situazione idrica, per cui la situazione è veramente difficile. Comprendiamo anche che adottare questo tipo di misure poi dopo deve essere fatto nel rispetto anche della normativa sulla concorrenza, insomma, perché altrimenti magari l'antitrust potrebbe dire che è stato fatto un cartello e quindi mettere magari il veto su una misura che invece vuole essere positiva per i consumatori, per cui sicuramente il 10% ad avviso ovviamente dei consumatori è poco, perché ci sono già iniziative analoghe che vengono portate avanti singolarmente, autonomamente da alcuni su supermercati, insomma, vuoi perché magari è limitato agli over 65, vuoi perché magari è fatto un giorno alla settimana dopo le 20, insomma, quindi diciamo che il mercato è già abituato a questo tipo di iniziative, e spesso se il supermercato le adottate non distingue un paniere, molte volte lo sconto del 10% è applicato su tutta la spesa, esclusi i prodotti che sono in offerta, magari un'offerta temporanea, insomma, quindi è chiaro che il bicchiere ovviamente in un momento come questo è sempre visto mezzo vuoto, insomma, inevitabilmente, per cui noi abbiamo il ruolo dell'associazione consumatori, quello di essere da pungolo e di cercare di fare una critica costruttiva per cercare di spingere, di chiedere al governo e al ministro di fare di più, perché poi le organizzazioni di categoria hanno chiesto di cercare di intervenire sulle cause di questi aumenti, perché è chiaro che adesso in via sperimentale questi 3 mesi vedremo che cosa accadrà, ci auguriamo insomma che
le cifre che noi stiamo analizzando e condividendo con voi, questo 20% magari verrà esteso, ci auguriamo che anche i negozi di vicinato, insomma, quindi può essere anche un modo per farsi conoscere, insomma, perché molto spesso le famiglie vanno a fare la spesa nella grande distribuzione, magari ci può essere un negozio di vicinato che, aderendo a questa iniziativa, magari può cercare, insomma, di farsi conoscere, farsi un po' di pubblicità, soprattutto nei piccoli centri, dove il rischio che magari questo 10% di sconto se lo mangia poi dopo il costo del carburante che dobbiamo sostenere per andare a fare la spesa. Allora, noi qualcuno l'abbiamo sentito, che è andato fuori i supermercati, che usciva dai supermercati proprio in questi primissimi giorni di iniziative. Sentite cosa ci dicono chi è andato a fare la spesa e magari cercava questi bollini. Il carrello della spesa semivuoto, lei ha usufruito del bollino tricolore? Sinceramente non li ho neanche visti. C'è anche mia madre là, sinceramente ancora non li ho visti. Pane, pasta, latte, prodotti per la persona avranno uno sconto del 10%. Lei cosa ne pensa? Se devo fare la spesa ne approfitterò, se no niente. Andrà a caccia del bollino tricolore? Ma non penso. Potrebbe essere una buona cosa, anche se a secondo le persone e le necessità che hanno il 10% non ci risolve la situazione, però è già una buona volontà. Basta andare al supermercato, vedere cosa trovo e vedere magari la convenienza che si può avere tramite questa manovra del governo. E cosa comprerà in particolare? Vabbè, ovviamente generi di prima necessità, quindi cibi al banco. Per me sono palliativi, perché poi in effetti non dureranno nel tempo. Poi bisogna vedere i supermercati che aderiscono, però ben vengono queste cose, anche se... Me lo fanno in tutti i supermercati, non lo so, come è combinata, come funziona questa cosa? Supermercati aderenti. E quali sono? Mica lo sappiamo, questo voglio dire, non lo so. Poi insomma la realtà è questa, onorevole Longi, molta gente ancora magari non si è accorta che è in atto questa iniziativa, tanti è anche il tenore dei nostri messaggi che arrivano al 342 745 5005, dicono proprio quello che diceva qualche intervistato, diciamo in un carrello della spesa il 10% si vede poco, anche perché appunto, come diceva l'avvocato del Codacons di Escenzo, diciamo, ci sono molti prodotti che i supermercati già mettono in sconto per promozioni interne, eccetera, quindi insomma riescono anche a bilanciare con il carrello, diciamo, gli sconti alla spesa con sconti anche più importanti del 10%. Sì, sicuramente. Io credo che comunque il 10% sia un buon inizio. Volevo diciamo, spezzare una lancia a favore di quelli appunto che sono i negozi di prossimità, le superette, per i quali è molto più difficile aderire a questa iniziativa, poiché questa percentuale di abbattimento del prezzo finale andrebbe proprio a ricadere su quello che è il margine di questo piccolo imprenditore. Quindi io credo che questa misura debba essere appunto tutti seduti attorno a un tavolo affinata, prendendo anche in considerazione quelle che sono le differenze di costruzione del prezzo finale, quindi il margine di primo e secondo livello che impatta sulla grande distribuzione, a differenza di quelli che sono i negozi di prossimità. Sicuramente si potranno trovare delle soluzioni che consentiranno anche al piccolo imprenditore, che sicuramente fa parte uno dei motori della nostra economia, di poter offrire questo servizio. Ha risposto nel frattempo anche a una domanda che ci è arrivata, cioè chi è che mette e come funziona il meccanismo di compensazione, quindi insomma in questo senso ovviamente il piccolo in qualche modo è svantaggiato. Voi state monitorando, no, come Codacons di Escenzo questo trimestre anti-inflazione, però lei mi è sembrato di capire che è anche abbastanza positivo, no? Cioè, su questa iniziativa, diciamo, la vede bene alla lunga. Noi dobbiamo assolutamente, dicevo prima, pungolare il governo a fare di più, quindi il nostro compito è quello di riportare, come state facendo voi, anche quello che è il sentimento delle persone, dei consumatori, insomma non sono informati, quindi già il fatto di utilizzare i canali a disposizione per farlo sapere ai consumatori sicuramente aiuta anche a responsabilizzare un po' di più il consumatore sull'esistenza di questa iniziativa, anche a richiederla nei confronti di chi non aderisce, perché anche questo
può funzionare da stimolo. Sicuramente siamo tutti consapevoli, ma lo sappiamo anche il governo è consapevole che non basta questo, però è chiaro che speriamo che rientri in una strategia per venire incontro alle esigenze delle famiglie che lo sappiamo più volte, abbiamo fatto anche manifestazioni sul territorio per dimostrare che i consumatori purtroppo non ce la fanno. Sappiamo che è aumentata la spesa delle famiglie, ma non perché si acquistano più prodotti, ma al contrario, perché purtroppo i prezzi sono aumentati. Quindi speriamo che questo sia un inizio che magari venga replicato nel 2024 e speriamo che alla fine il bilancio possa essere positivo e anche ragionare sulle cifre che le famiglie hanno effettivamente risparmiato con questa iniziativa. Ci dicono qualche telespettatore, ci scrive qualche telespettatore, dice: ma se noto un abuso, se noto quell'esempio che faceva il telespettatore, alza il cartellino e praticamente non vede il cambiamento del prezzo, che si può fare? Segnalatecelo, approfitto, vi do l'indirizzo del sito internet di Codacons. Noi ringrazio i colleghi siciliani che sono molto attivi sul territorio, sono nelle principali città. Comunque l'indirizzo di Codacons è www.codacons.it, sul sito c'è l'elenco delle sedi, si può mandare un'email a info@codacons.it. Noi registriamo e poi abbiamo preso l'impegno con il Ministero a raccogliere queste segnalazioni e se ci sono degli speculatori provvederemo a segnalarli alle autorità competenti. Onorevole Longi, quasi in chiusura un'altra domanda: se qualche negoziante che non ha ancora aderito nota i buoni propositi di questa iniziativa, è ancora in tempo ad aderire? Cioè, come si fa ad aderire a questa campagna questa iniziativa del Ministero? Sì, sicuramente potrà contattare la propria associazione di riferimento e verrà poi nei tempi più brevi possibili inseriti nelle liste che sono presenti sul sito. Infatti volevo proprio rispondere a uno dei nostri intervistati che l'ho provato io proprio adesso, molto semplicemente basta inserire sulla barra della ricerca su internet trimestre anti-inflazione e immediatamente si apre come primo sito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Basta cliccare, selezionare la propria regione, la propria provincia e appaiono in maniera molto semplice e diretta gli indirizzi di tutte le attività aderenti. Quindi non usate il telefonino solamente per i social network, utilizzatelo ovviamente anche per dei servizi utili come questo, magari poi qualcosa di buono verrà fuori. Allora io ringrazio ovviamente i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine, ringrazio l'avvocato Di Ascenzo, Gianluca Di Ascenzo, avvocato del Codacons, Associazione dei Consumatori, grazie per essere stata con noi. Onorevole Longi, prima di salutarlo ovviamente le ricordiamo che anche noi come la RAI possiamo fare la pubblicità, quindi volendo potete divulgare i messaggi anche attraverso la nostra televisioni con le vostre campagne ministeriali, quindi le do anche questo suggerimento. Grazie all'onorevole Longi col sorriso per essere stata con noi, parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera, che sta seguendo ovviamente anche questa iniziativa insieme alle tante. Ricordo ai nostri telespettatori, scusandomi per non aver potuto leggere in diretta tutti i messaggi che stanno arrivando anche in questo momento, che l'appuntamento con Sicilia 24 Focus ritornerà domani, sempre qui su Telecolor, subito dopo il TG. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie a voi.